cappello alpino con la penna nera, amicizie nate nella fatica vera. Finiti gli studi con grande tristezza, il treno, la naia, addio giovinezza. Mamma è morosa in gola, lo giuro, ma non devo piangere, devo essere duro. Colpo in canna e sicura levata, su impostazione, bravo, avanzata. La neve scende ghiacciata e fine, penne nere di guardia al confine. L'aquila nera con un otto stampato, rivedo gli occhi d'un boccia imbranato, il congedo d'un vecio ormai maturato. Tutti dormono. Quanto vale la vita degli uomini? Quanto vale la storia di un popolo? Oggi a Villafranca Padovana si ricordano ora come allora le gesta dei nostri alpini. Benvenuti ancora una volta nella storia. Benvenuti per festeggiare con noi il 50° anniversario della sezione alpini di Villafranca Padovana. Un ricordo grato a tutti gli alpini. Grande festa oggi qui a Villafranca Padovana. Sono con il sindaco Fausto Dorio. È un giorno importante, il 50° anniversario della fondazione di questo gruppo. Sì, in effetti una grande emozione perché 50 anni non sono pochi e il gruppo degli alpini, come sempre, ha fatto tantissimo per il nostro territorio, per i nostri cittadini, ed è giusto festeggiarlo in questa maniera. Non solo il 50° anniversario, ma anche l'apertura di una nuova sede a loro dedicata. Certamente, abbiamo ristrutturato questa sede, che era una vecchia scuola elementare, l'abbiamo distribuita a tutte le associazioni del territorio e una parte sostanzialmente è stata dedicata all'Associazione Nazionale Alpini. La Casa delle Associazioni, un nuovo stabile, aperto 2 anni fa proprio in questo periodo, dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sì. Non possiamo dimenticarci infatti quello che il generale ha fatto nel suo adempimento del suo dovere a favore di tutti i cittadini sani della nostra nazione. Qualcuno se n'è dimenticato e per ricordarlo noi gli abbiamo dedicato una Casa delle Associazioni, un bel busto di bronzo, con ovviamente la dedica che lui aveva fatto nei confronti dei suoi figli. Quanto è importante far conoscere la storia alle nuove generazioni e il connubio tra vecchie e nuove generazioni. È importantissimo perché i giovani, se hanno la storia, sanno dove devono andare nel futuro. E qua abbiamo un'associazione nazionale degli alpini che sta condividendo anche con i gruppi sportivi giovani la loro presenza sociale e con responsabilità civica nel nostro paese. E i ragazzi li stanno seguendo, quindi un buon principio. Ora come allora un grande impegno che noi adesso andiamo a portare subito nelle case dei nostri telespettatori. Questo gruppo è nato per volere del tenente colonnello alpino Nino Berlese nel 1973. Sì. E allora, quando l'ha fondato, aveva circa 14-15 soci, perché era un inizio di un gruppo in zona pianeggiante come la nostra, non era facile formare un gruppo, però lui era un tipo abbastanza tosto ed è riuscito a fondarlo. Poi progressivamente, con il suo modo bene forte, è riuscito anche a far aumentare il gruppo negli anni e noi poi abbiamo continuato, quando lui è mancato, abbiamo continuato la sua opera. Adesso siete in quanti? Adesso siamo in 85, compresi gli aggregati, insomma siamo un buon numero. Gli alpini sono sempre pronti. Hanno una forza misteriosa dentro e tu dicevi sì, è vero. Sì, è vero, sì. È proprio vero e questo noi lo sentiamo, non sappiamo neanche noi come deriva questa cosa. Io credo che sia proprio anche dalla base, cioè l'uomo di montagna, quando tu conosci le montagne e le apprezzi, ti danno quella carica che dentro di te si forma un qualcosa che ti porta diversamente rispetto agli altri. Roberto Ciambetti, alpino, ma cosa vuol dire essere un alpino? Vuol dire aver assunto
essere stato formato con dei valori, con uno spirito anche che è l'alpinità, che noi cerchiamo di diffondere anche fra le nuove generazioni, per far sì che questa associazione, che ha numeri incredibili, la più grande associazione a livello italiano, possa continuare ad avere linfa, possa continuare ad avere ricambi, perché effettivamente, come vediamo qui oggi a Villafranca, ogni sede degli alpini, ogni gruppo degli alpini è sicuramente un punto di riferimento per la comunità, per l'amministrazione comunale, per le altre associazioni, perché comunque il lavoro e l'attività fatta da questi gruppi ha un'importanza fondamentale di supporto alle amministrazioni e di supporto alla popolazione in generale. Quindi mi auguro e spero che questa nuova sede e questo compleanno, i 50 anni del gruppo di Villafranca, possa essere foriero di nuovi traguardi, di nuove iniziative, di nuove collaborazioni con tante altre realtà a livello comunale. L'alpino è una persona che trasmette il suo coraggio nel far fronte alle difficoltà, nel far fronte al male, si può dire. Io sono rimasta impressionata da questa fotografia qua, con i muli. L'alpino, ti pensi, è paragonabile alla fatica che può fare un mulo, cioè alla forza di volontà? Certo, io l'ho provata perché facendo il servizio militare facevo parte proprio di una compagnia dove eravamo in 100 con 25 muli, sì che figuratevi voi, vedevamo i conducenti li conducevano proprio come delle persone, perché ormai avevano un rapporto veramente come un fratello, sono un simbolo che peccato che ormai questo simbolo non vada dimenticato, però anche oggi abbiamo visto che abbiamo avuto anche 2 esemplari a seguito. Ma non è che vada dimenticato, perché finché ci sono queste testimonianze da portare ai nostri giovani, tutto questo non può essere dimenticato. E noi siamo qui proprio per questo, per portare ai posteri la memoria. Durante le 2 prime guerre mondiali non venivano arruolate solo le persone, ma anche gli animali, venivano arruolati anche i muli. È così, e sono stati parte integrante degli alpini i muli. Hanno combattuto tanto sia sulla prima che sulla seconda guerra mondiale, soprattutto nella campagna di Russia. Sono morti circa 8 milioni tra cavalli, muli e asini nella prima guerra mondiale. E durante le ritirate in Russia hanno salvato tante persone. Qual era il loro compito durante le guerre mondiali? Ecco, di portare le armi soprattutto e dopo i viveri, cioè sopra a una batteria di muli doveva esserci tutto. Allora io sto guardando questi 2 muli, specialmente l'occhio di questo animale qua. Un occhio vero, un occhio con il cuore. Sicuramente facevano anche molta compagnia. Sì. Era forse più quello che davano intimamente ed emotivamente, oltre che all'aiuto fisico. Certo, l'alpino veniva col suo mulo, faceva un corpo solo e il mulo gli si vuol bene, se no no. E non è detto che, non è vero che il mulo è la testa dura, è solo che lui va dove è sicuro, se non è sicuro lui non va. Ecco, lui è prudente, non è testardo, lui è prudente. Presidente, che bello il suo cappello. Ogni alpino ha il suo cappello, sì, con il suo significato. Certo, il cappello per un alpino è un po' la sua storia, perché nel cappello alpino ci sono tutti quei simboli che richiamano dove hai fatto l'alpino, in un certo senso quando l'hai fatto, in che reparto. Sul fianco normalmente ci si attacca il simbolo del reparto in cui hai fatto il servizio, e in questo caso io sono stato un ufficiale degli alpini, questi sono gradi da tenente, ci sono i gradi sul fianco e poi naturalmente c'è la penna, e la penna non può mancare. Che bello ritornare in questi posti dove si racconta l'amore che ha fatto il soldato. Sì. Diciamo che la sede alpini diventa un po' come la caserma quando si è fatto il militare, un posto di ritrovo dove si stava assieme, dove si creavano delle amicizie che durano anche dopo 50-60 anni. Ecco, la sede del gruppo alpini è un po' lo stesso, è il posto dove gli alpini si trovano per ricordare quello che hanno fatto nella loro gioventù.
Chiudiamo così questa puntata facendo capire l'impegno effettivo che c'è ancora al giorno d'oggi da parte degli alpini verso le nuove generazioni. Sì, infatti noi stiamo facendo con il centro studi dell'ANA degli interventi nelle scuole, specialmente le scuole medie, dove i ragazzi imparano a conoscere le montagne, imparano i comportamenti di montagna, imparano a conoscere quello che sono state le guerre e poi in ultima anche li portiamo in gita sui luoghi delle grandi guerre, come nel Monte Grappa, li portiamo nel Pasubio. E difatti si dice studia il passato e potrai prevedere il futuro. Perché il futuro sia buono com'è il cuore degli alpini. Lasciamo Villafranca Padovana e i suoi alpini, che aiutano a vivere senza paura e ad affrontare i soldati del mare. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento la prossima settimana con un nuovo viaggio di itinerari turistici.